12ª giornata di Serie A Quinto prosegue con la sfida tra Kame Treviso e Covei Meta Catania Bricco City. Buon pomeriggio dal Pala Cicogna di Ponzano da Davide Menolascina. Dirige il match Giovanni Loprete della sezione di Catanzaro con Mattia Landi di Prato. Via proprio in questo momento a Kame Meta. Prova la conclusione André Ferreira, chiedeva un fallo Warra. Lancio in profondità, Giopa Vera aggancia il pallone davanti a Bocao, la lascia poi alla conclusione da parte di Antoniazzi che colpisce il palo. Recupera due elementi importanti Warra per questa partita, proprio Pulvirenti che va alla conclusione, palla fuori. Ancora Turmena, liberato per il sinistro, palla poi allontanata. Antoniazzi e poi Azioni, prova il numero, viene fermato, prova a ripartire Draoschi, bella giocata, palla che arriva a Pulvirenti, può andare verso la porta Pulvirenti, palo! Bocao e Podda. Alza il pallone a cercare Brunelli, buono il controllo, sinistro verso la porta, para Pietrangelo. Già Paviera può puntare all'area di rigore, calcia, Tim si fa trovare pronto. Vediamo adesso, si può battere. Draoschi direttamente verso la porta, due volte Murato. Nuovamente Musumeci cerca in qualche modo di liberarsi Podda per il tiro, appoggia Brunelli col sinistro, la mette in porta, si sblocca la partita, segna Leo Brunelli. Kame 0, Meta Catania 1. 13 minuti 22 secondi sul cronometro, azione di forza da parte di Podda che poi offre a Brunelli tutto solo il pallone per fare 1-0 Meta. Scarico per Giapa Vieira, conclusione parata di Tim. Bocao, Podda cerca il pallone sulla sinistra, esce con un rischio Pietrangelo, poi è partito Giapa in contropiede, può puntare alla porta, Giapa la mette a rimorchio, arriva il pareggio da parte della Kame, ha segnato proprio Marco Ercolessi, 1-1. Gran giocata di Giapa Viera, altruista poi nel servire il compagno che in scivolata mette dentro l'1-1. Buono lo scarico per Pulvirenti con l'esterno da Turmena, col destro Turmena da posizione quasi impossibile fa 2-1. L'esultanza insieme a Pulvirenti che ha fatto l'assist, la Meta è nuovamente in vantaggio. Gran giocata davvero, tutta la qualità della Meta in questa azione. Team che scarica per Pulvirenti con l'esterno da Turmena, con il destro che non è il suo piede preferito, arriva il 2-1. Sacon e poi Giapa Vieira si prende il pallone per una delle ultime chance del primo tempo, palla verso Antoniazzi, cerca la porta, non la trova, uno contro uno con Ercolessi, ancora Podda, salta Ercolessi, Podda in area di rigore, la mette dentro, palo! E poi arriva anche il suono della sirena, finisce dunque quel primo tempo. Team al rinvio da una parte all'altra del campo rapidamente, Brunelli protegge il pallone solo contro la difesa avversaria, va alla conclusione lo stesso, palla fuori sinistro di Brunelli, non distante dall'1-3. Podda batte per Brunelli, ancora una conclusione, stavolta la palla passa, doppietta di Leo Brunelli al quinto della ripresa e 3-1 Meta Catania. Gran momento di forma per Brunelli, gol ancora una volta da palla inattiva. Ancora Antoniazzi, ancora duello con Musumeci che gli scippa la palla, poi Antoniazzi commette fallo. Antoniazzi era già ammonito, arriva il secondo cartellino giallo e l'espulsione. È andato intanto abbondantemente il primo minuto di 5 contro 4 per la Meta. Musumeci dentro da Brunelli, appoggia Draoschi che infila in porta il pallone dell'1-4 più 3 Meta. Sfruttata la superiorità numerica, Brunelli stavolta fa l'assist, Draoschi deve solo appoggiare in porta. Ercolessi ancora pressato da Turmena, gli porta via la palla, Turmena! Incredibile parata di Pietrangelo e poi palla che sembrava aver preso la direzione della porta, invece è andata a sbattere sul palo. Ercolessi, ha capito tutto Draoschi che può partire solo verso la porta avversaria, accompagna Brunelli, palla per lui da posizione defilatissima, solo esterno della rete. Giapa Vieira, suolata, conclusione da parte di Gargantini, Tim la mette in fallo laterale. Ancora Turmena,
Prova a scappare via, Draoschi gliela restituisce, Turmena non calcia, arriva Sakon col piattone, colpisce Azzoni. Lancio verso Budirenti, attenzione perché arriva l'autogol di Pietrangelo che sbaglia praticamente la direzione con questo colpo di testa, la mette nella sua porta e dunque 1-5 della meta. Il lancio di Tim, il colpo di testa sbagliato da Pietrangelo, la palla finisce dentro. Ercolessi a appoggio per il tiro di Gargantini, Murato, ancora Ercolessi, non lontanissimo dallo specchio. Intanto Podda, la porta sul destro, la mette verso la porta, conclusione di Sakon che poi non trova sulla ribattuta l'1-6 per André Ferreira, ha spazio centralmente, se lo prende, trova la risposta di Tim. Attenzione poi da Azzoni che può andare verso la porta, ancora Tim, Gargantini col sinistro, esterno della rete, dall'illusione ottica del gol anche al pubblico. Ancora Ercolessi, Azzoni all'interno dell'area di rigore, Ercolessi cerca la palla per il colpo di testa di Gargantini che non inquadra lo specchio. E arriva il suono della sirena, la Meta Catania si riprende la testa della classifica battendo 5-1 in trasferta la Cave Treviso.